Siamo con Massimo Zennaro, segretario della Federazione Nazionale della Stampa del Veneto. Parliamo della situazione dei giornalisti della nostra categoria in questa regione. Sappiamo che insomma la crisi va avanti da un bel po' di tempo, adesso a che punto siamo? Siamo a un punto che la crisi si sta continuando a far sentire, la situazione è drammatica sia per i lavoratori dipendenti, sono moltissime le situazioni di crisi a partire dai grandi giornali, poi c'è la situazione molto più precaria dei lavoratori autonomi, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori liberi professionisti. Questi giornalisti risentono in maniera ancora più drammatica degli effetti di questa crisi che sta minando alle fondamenta tutto il settore giornalistico. Se pensiamo ai grandi giornali con un calo di vendite, calo di pubblicità, alle televisioni, tutte le televisioni che sono in stati davvero difficili a partire dalla mancanza della pubblicità e dal calo forte dei contributi pubblici, questo fa temere per migliaia di posti di lavoro, ma quello che secondo me è molto più preoccupante fa temere per la completezza, la libertà dell'informazione. Senza giornali solidi, senza televisioni solide è difficile dare un'informazione coerente, puntuale, precisa, affidabile. Il futuro quale può essere? Il futuro dobbiamo pensare che ha un mondo del giornalismo che cambia in profondità, a partire dagli stessi giornalisti. Una volta il giornalista aveva uno status anche sociale, adesso dobbiamo renderci conto che questo status non c'è più, che il giornalista deve fare il suo lavoro coscienziosamente, deve essere pagato per quello che fa, deve essere pagato per il compito anche sociale che ha, però bisogna cambiare completamente il modello di riferimento, bisogna guardare molto di più al web, bisogna andare molto di più ai social network, bisogna però mantenere un punto fondamentale che è quello che l'informazione deve distinguersi in questa melassa di contenuti che ci arrivano continuamente, perché il giornalismo deve fare fondamentalmente una informazione che sia precisa e puntuale e affidabile. La riforma della RAI come la vedi? La riforma della RAI è uno dei punti fondamentali che dobbiamo affrontare. Io personalmente non vedo di cattivo occhio le proposte della direzione generale, ma vedo soprattutto, mi piace molto di più quella molto più radicale, molto più verso i bisogni dei cittadini, che è quella che arriva dal sindacato. Bisogna togliere una serie di strutture, bisogna fare come la BBC, bisogna essere molto più, diciamo, meno legati ai posti, alle cariche e molto di più vicini ai bisogni di chi guarda la televisione. Parliamo di quelli che sono i compensi, perché nell'immaginario collettivo comunque l'idea è che i giornalisti guadagnino tanto. Beh, questo probabilmente è l'immaginario collettivo, sarà difficile da togliere dall'immaginario collettivo, ma la situazione non è più questa. Ci sono giornalisti ben pagati, ci sono giornalisti ottimamente pagati, ma tutte le nuove generazioni, pressoché tutte le nuove generazioni invece hanno stipendi molto molto bassi. Siamo per un mese di lavoro, ci sono dei giornalisti che non arrivano a 1.000 euro al mese lavorando 8 ore al giorno, e i compensi soprattutto per quanto riguarda i giornali possono essere molto bassi. In Veneto abbiamo situazioni di un articolo viene pagato anche 8-9 euro ad articolo. Questo è inaccettabile, perché se vogliamo un'informazione precisa bisogna dare ai giornalisti la capacità e, diciamo, la possibilità di vivere con quello che guadagna. A questi livelli di stipendi il giornalista è sicuramente più manipolabile, più ricattabile. In tanti settori del Made in Italy sono entrati degli investitori stranieri, per quanto riguarda il giornalismo insomma ancora poco. No, perché? Qui in Italia probabilmente perché è un mercato ingessato, è un mercato che non è dinamico. È troppo condizionato dalla politica? E anche e soprattutto, diciamo così, i grandi mezzi di informazione sono molto vicini, diciamo così, alla politica, però probabilmente, io non lo so se è auspicabile un ingresso di capitali stranieri, perché poi a questo punto sostituiamo la politica e l'economia italiana con l'economia straniera. Già in molti stiamo perdendo la titolarità di molti settori economici. È chiaro che investimenti dall'estero servono, però soprattutto in una materia delicata come quella dell'informazione, insomma, io ci andrei cauto.